Buongiorno a tutti. Leggerò un brano che è stato già letto in realtà al funerale di Peppe, al quale non ho potuto partecipare, e che è essenzialmente un omaggio e un ricordo personale. Esistono grandi intellettuali di cui pochi sanno. Quei pochi hanno il privilegio di goderne l'insegnamento, talvolta l'amicizia, l'affetto, la fratellanza. Per un lungo periodo ho avuto modo di essere vicino a Peppe Miano, di stupire della sua cultura e dell'eccezionale brillantezza, eleganza, velocità, arguzia, umanità della sua conversazione, oltre che di vivere insieme a lui lunghe, indimenticabili estati. Peppe resterà inestirpabile nella mia memoria, svettante in mezzo alle poche cose che so. La scrittura lo paralizzava, ma era un genio parlante. La sua specialità non era la parola scritta, che gli risultava smorta, inibita, era la parola detta, l'associazione di idee provvisoria, fulminea, sperimentale, volatile. Tutta la cultura che lo abitava, alimentata da una curiosità incontenibile, lui parlante, si aggregava in un flusso di immagini acute, inedite, contaminate, divertenti, che subito esplodevano come bolle di sapone per riformarsi subito dopo in un'altra serie e così via. Mi hanno sempre colpito la sua autodissipazione come intellettuale, il suo disinteresse del potere accademico, lo schivo rifiuto dell'esposizione e della competizione. Il suo meglio si manifestava nell'aria, era un'improvvisazione che durava un attimo e il più delle volte ti sorprendeva come un guizzo, talvolta come una staffilata, ma mai o quasi mai tesa a fare male, quanto piuttosto a svegliare, stimolare, incuriosire. Nei 2 decenni durante i quali abbiamo condiviso lo studio, Peppe, dalla sua profonda solitudine, si preoccupava della nostra formazione, di ciò che secondo lui occorreva sapessimo, cioè della nostra crescita mentale, dentro e fuori la disciplina dell'architettura, divertendoci, interrompendoci, infastidendoci, intrufolandosi, impicciandosi deliziosamente nelle nostre vite, che teneva scrupolosamente sotto osservazione. Ciascuno di noi intratteneva con lui un rapporto che potrei dire privato e in qualche momento persino intimo, ma in ogni caso era più ciò che Peppe ci dava di ciò che riceveva, perché quel che potevamo dargli era solo attenzione, affetto e un po' di vita riflessa delle nostre, per molti versi più semplici, banali e calde della sua. Mi fermo qui. Parola ad Amerigo Restucci, grazie.